Ormai da tempo immersi nella scintillante bellezza della penisola istriana croata, non abbiamo ancora smesso di meravigliarci. Puntiamo ora decisamente a sud-est per conoscere Rabac, Porto Albona, perla del Quarnero lambita da un mare cristallino, di fronte alle isole Krk, Thres, Veglia, Cres. Io sono Silvia Cospifar dell'ente turistico di città Labin e Rabac. Noi ci troviamo adesso a Rabac, un posto situato alla costa orientale dell'Istria, penisola meravigliosa. È la scelta giusta per tutti che sono alla ricerca di armonia in un giusto equilibrio tra l'incanto della natura incontaminata e il ricco patrimonio storico e di cultura che si può trovare nella città vecchia di Labin, qua vicino. Un tempo era un piccolo paese dei pescatori con solo una decina di case e oggi è la più grande noto centro turistico alla costa orientale d'Istria. Grazie alla sua collana delle spiagge dei ciottoli bianchissimi, la ricca vegetazione mediterranea e anche il mare veramente pulito, limpido e azzurro, è stato soprannominato la perla di Quarnero. Che giustifica tale titolo anche con la bandiera blu che rappresenta il prestigioso riconoscimento ecologico internazionale che rappresenta la maggior sicurezza balneare e il miglior miglior servizi di spiaggia. Ecco, possiamo dire che la natura, sono pochi luoghi dove la natura è stata così generosa, così i visitatori veramente possono vedere tante diverse cose, bellissimi luoghi, hanno delle diverse possibilità che oltre l'immersione abbiamo tanti percorsi ciclistici segnati e tanti sentieri. Possiamo dire che abbiamo anche un bellissimo lungomare, ma veramente lungo, dove si possono fare le passeggiate o anche andare con trenino e godere bellissima vista sul mare, le spiagge veramente bellissime con i ciottoli bianchissimi e si possono trovare anche ristoranti. Dobbiamo dire che quando parliamo delle vacanze attive dobbiamo dire di quel sentiero di Sentona che vi offre dove potete vedere il paesaggio più bello di quell'area protetto. La Dea Sentona di Labin è la protettrice dei viaggiatori e il marchio turistico di Labin e Rabac e rappresenta la qualità, la tradizione e la naturalezza nell'area di Labin. Il simbolo del progetto è Sentona, dea autoctona della Liburnia, venerata nell'area di Labin, cioè nella zona tra Rascia e Plomin, come dimostrano le lapidi votive romane del I e II secolo esposte al Museo Civico di Labin. Dobbiamo anche dire della ricca offerta gastronomica, perché il cibo e le bevande sono anche la corona delle buone vacanze. Sono Walter Karlovic, proprietario di Albergo Ristorante Nostromo che si trova sul lungomare da Rabac. Nostre specialità sono specialità di mare. Presento un menù a base di pesce, come antipasto una insalata di seppia con pomodorini, ciliegini e cipolla dolce, come il primo piatto gnocchi fatti con nero di seppia, con codine di scampi e zucchini, e come il secondo pesce tono con sesamo e con la polenta. Vi aspettiamo a braccia aperte nel nostro ristorante per provare le nostre specialità di mare. Ci troviamo nel Diving Centro Girandela a Rabac, nella costa orientale dell'Istria in Croazia. Il posto è particolarmente adatto per fare le immersioni. Abbiamo 2 chilometri delle spiagge con il mare limpido e cristallino. Il posto è adatto per tutti i tipi di diver, come per i principianti, è uguale come anche per i subacquei esperti, perché la posizione è ideale per tutti i tipi di immersioni. Adesso qua i ragazzi stanno entrando in acqua
l'acqua come vedete è molto limpida. Adesso si prepareranno e poi troveranno un fondale abbastanza interessante con dei sassi, con l'acqua molto limpida, e poi troveranno una vera e propria parete che degrada molto rapidamente fino a 30-35 metri circa. Normalmente nella parte più profonda l'acqua è ancora più limpida e là si possono vedere dei pesci molto interessanti. In realtà in tutta questa zona spesso e volentieri riusciamo a trovare anche pesci di discrete dimensioni, ma la vera particolarità del posto è che specialmente nella zona nord, quella che guarda verso Rijeka, possiamo trovare dei relitti molto interessanti, molto belli. Relitti famosi come ad esempio il relitto dell'Ina o del Vis, oppure della stella polare. Tutti i relitti che un po' hanno fatto la storia di queste zone. Tutti i relitti vittime delle mine poste nella seconda guerra mondiale. Sulla sommità di un colle che domina l'intera zona ci attira il centro comunale di Labin, Albona, con la sua storia, i suoi segreti e una sapienza artigianale che ci riporta a epoche remote. Mi chiamo Cristina Goglia e lavoro per l'ente turistico di Labin, cioè Albona. Oggi vi do il benvenuto nella città vecchia, una città che ha una storia molto lunga, risale all'epoca dei Romani, però la città, come si vede oggi, maggiormente è stata costruita nell'epoca della Repubblica di Venezia. Allora, nelle sue piccole stradine si possono vedere tanti palazzi, maggiormente dell'epoca della Venezia. Uno dei più noti è il Palazzo Battiala Lazzarini, un palazzo dove oggi si trova il Museo Civico di Labin, cioè di Albona, dove si possono vedere tantissimi resti dell'epoca romana e una piccola replica delle miniere che erano molto importanti per l'economia locale di questa zona. Ci troviamo di fronte alla chiesa dell'Assunzione della Beata Maria Vergine, una chiesa che è stata costruita nel XIV secolo, però anche poi ricostruita nell'epoca della Venezia, e di questo si vede sicuramente sul fronte il leone, il simbolo di San Marco, e anche tantissimi scritti importanti per la storia di questa città. Passando per la porta principale, la porta di San Fior, e andando per le vie strette della città vecchia, veniamo sul punto più alto, la fortezza, da dove c'è una vista magnifica. Durante l'estate tutte queste vie piccole della città vecchia di Labin diventano un grande palcoscenico all'aperto con la manifestazione Labin Art Repubblica, quando si organizzano varie mostre e vari concerti all'aperto. Due persone più importanti nate qui nella città di Albona sono Mattia Vlacic Iliri, che è nato qui nella città di Labin nel 1520 e era un collaboratore stretto di Martin Luther. E l'altra persona è la poetessa che si chiamava Giuseppina Martinuzzi, che è nata qui nel 1844, era molto importante perché sempre combatteva per i diritti degli poveri e specialmente per i diritti delle donne. Invitiamo tutti coloro che sono in vacanza nelle zone di Rabat e Labin e nei dintorni di visitare la città vecchia di Labin, che con la sua storia lunga e interessante sicuramente merita un po' della vostra attenzione. Siamo una ditta producente di ceramica, una ditta Merania che lavora una ceramica tradizionale. Siamo qua in vecchia città Albona, allora aperti che i turisti che vengono vedono come si fa la ceramica in tecnica tradizionale. Adesso in questo momento facciamo una brocca per vin che si chiama in dialetto bucaleta,
lo offriamo ai turisti varie specie di prodotti tradizionali, pentole, peche. Altro abbiamo anche i prodotti che mostrano la nostra tradizione. Una natura sfolgorante, tante cose da vedere e da sapere. Siamo stati ancora davvero bene in quest'altro splendido angolo di Istria. Inutile dire che non potete perdervi nemmeno il prossimo Target con l'Ente per il Turismo dell'Istria e Edi Camper.